Buongiorno, sono Germano Boso, lo chef del ristorante La Colombara di Aquileia e ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Oggi vi presenterò uno spaghettino con le triglie e le vongole veraci qui della laguna di Grado con della melissa e pomodorino essiccato naturalmente. Partiamo con le vongole, le mettiamo a sfogare in acqua e sale per circa 2 ore, dopodiché verranno aperte in padella ben calda con dell'aglio in camicia e dell'olio extravergine d'oliva, sfumate con del vino Cantius, qui della zona locale della nostra cantina. Dopodiché in un'altra padella faremo sempre un leggero soffritto di aglio in camicia e scotteremo le nostre triglie che avremo precedentemente sfilettate e tagliate a pezzettoni. E verranno anche queste sfumate, e verrà messo un pizzico di sale, del pepe, e dopodiché viene aggiunto dell'uvetta sultanina, dei pinoli tostati e della melissa. Il tutto viene ancora sfumato con del vino bianco, dopodiché passiamo alla cottura della pasta. I nostri spaghettini all'uovo fatti in casa qui da noi vengono cotti in acqua bollente, messi dentro alla salsa, aggiungiamo le nostre vongole che abbiamo scottato precedentemente nell'altra padella e il tutto viene servito. Vi aspetto ad assaggiare i piatti e i vini locali della zona presso il nostro ristorante La Colombara di Aquileia.